Vogliamo raccontare una storia di Despar che dura da 65 anni in Italia e in questa regione, ma ancora di più vogliamo raccontare gli ultimi 25 anni di Despar a Trieste. 29 negozi in città che presto diventeranno 30 con la prossima apertura di un nuovo punto vendita in piazza Cavana e l'assunzione di 18 nuovi addetti e un numero di occupati che ad oggi è 462, quasi quadruplicato negli ultimi 25 anni. Sono solo due dei dati più significativi della presenza di ben 65 anni del marchio Despar a Trieste. Tutte le attività fatte in collaborazione con questa città, con i produttori, con tutto quello che per noi fa parte del nostro mestiere, che non è solo vendere degli alimentari nei punti vendita, ma è quello di collaborare con una realtà che ci ha aiutato a crescere in questi 25 anni. Solo nell'ultimo anno, fra ristrutturazioni come Via del Teatro Romano, Rossini, San Giovanni, Carpineto e Donatello e nuove aperture, Via Pecenco e il Viale, sono stati investiti dal gruppo oltre 3.300.000 euro, consentendo anche 16 nuove assunzioni. Noi come Despar siamo presenti a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, da tantissimi anni e siamo orgogliosi di avere così tanti punti di vendita, di avere così tanti collaboratori che lavorano in questi punti di vendita. Siamo più di 400 persone impiegate, ma soprattutto siamo orgogliosi di rinnovare questo rapporto con la città di Trieste e tutta la sua popolazione. Non è mancato l'impegno sociale con contributi all'ospedale Burlo Garofalo per l'acquisto di macchinari, ristrutturazioni e nuovo personale. Più di 1 milione è stato destinato al sostegno delle attività di promozione sportiva, culturale e sociale e di volontariato. Ad esempio la raccolta di cibo del Banco Alimentare ha permesso di donare più di 1.220 milioni di pasti per i più bisognosi. Oltre agli investimenti economici sulle strutture loro, Despar sta dando anche una grossa mano per quanto riguarda il welfare sociale, quindi sono stati fatti degli investimenti per quanto riguarda sport, cultura, welfare stesso, insomma connubio vincente tra istituzioni in questo caso e attività private. Non ultimo il track che porta in giro per il Friuli Venezia Giulia, altre regioni d'Italia, anche all'estero, in Carinzia, quelli che sono i prodotti enogastronomici della nostra regione. Quindi insomma un'azienda effervescente guidata da amministratori capaci. Importante anche il sostegno all'imprenditoria locale a favore delle filiere agroalimentari regionali. Oltre alla centralità delle persone, per noi è estremamente importante avere questo rapporto virtuoso con il territorio, in questo caso con il territorio di Trieste. Noi abbiamo tantissimi progetti, ma la sintesi di questi progetti è condividere e sviluppare tutti i prodotti locali del territorio ed esserne promotori.